Buongiorno, buona domenica e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il giorno di Borsellino, commemorazioni a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Per il capo dello Stato Sergio Mattarella è stato il punto più alto di un disegno eversivo contro le istituzioni. Stasera la fiaccolata dedicata al giudice ucciso dalla mafia. Caldo e incendi, la Sicilia brucia, nel Palermitano in fiamme il Monte Iato, tra San Giuseppe Iato e San Cipirrello, minacciate le abitazioni e l'area archeologica. Nelle aree interne dell'isola temperature sopra i 45 gradi. Solita domenica di traffico e caos sulla A18 alla barriera di San Gregorio, chilometri di coda sin dalle prime ore del mattino in direzione delle località balneari. Tutti pazzi per il gelato. In Sicilia genera acquisti per 157 milioni di euro l'anno. Palermo, Catania e Messina le città dove se ne consuma di più. Catania canta con Tommaso Paradiso, grande successo alla Villa Bellini per il concerto del cantautore romano, ex frontman del gruppo dei giornalisti. Chi vincerà tra Argentina e Spagna? Anche Catania si prepara a vivere la finale del campionato del mondo di calcio. Tifosi e appassionati divisi sul risultato finale. Calcio, prima sconfitta per il Palermo in ritiro in Val Gardena, rosanero superati per 1-0 dai tedeschi degli Ingolstadt. Giornata di riposo per il Catania che riprenderà domani gli allenamenti sul mercato rossazzurri vicini al terzino Pagliai dell'Ascoli. Ancora buongiorno, oggi è la giornata di Paolo Borsellino. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, le commemorazioni, Mattarella, il Presidente della Repubblica, ricorda il giudice ucciso dalla mafia. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, dice il Presidente. Marco Gullà. Sono 57 i giorni che separano le stragi di Capaci e Via D'Amelio, 34 gli anni che dividono i due eccidi da una verità piena la cui ricerca è ancora oggetto di processi e nuove indagini tra condanne, assoluzioni, prescrizioni e spunti investigativi che tengono tuttora aperto il conto con la giustizia. 34 anni fa in questa strada moriva il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, un anniversario iniziato con la deposizione di una corona al reparto scorte della caserma Lungaro. È stata considerata e scritta in sentenza come il più grande depistaggio della storia italiana, lo ha fatto desecretando carte, annullando teoremi mai riscontrati anche sulla presenza di eventuali persone della destra eversiva. Ovviamente il nostro lavoro è un lavoro che è innanzitutto un lavoro che si è basato sulla richiesta di verità e giustizia dei figli del giudice Borsellino. In Via D'Amelio questa mattina ci sono i giovani studenti, poi nel pomeriggio alle 16:58, minuto della strage, suonerà il silenzio. Presenti le associazioni come Libera. Senza verità non si può costruire giustizia, diventa una memoria prigioniera di certi meccanismi che non devono ingabbiarla, questa memoria. Nessuno può cancellare quello che è avvenuto, abbiamo bisogno di sapere che cosa ci stava veramente dietro. Ci sono fascicoli che danno una direzione, ci sono anche elementi che si aggiungono, cerchiamo la verità. E legate alla strage di Via D'Amelio ci sono ancora le polemiche che frenano, ma non troppo, iniziate ieri alla vigilia appunto del 34esimo anniversario della strage. Oggi addirittura manifestazioni separate tra destra e sinistra che affiancano quelle istituzionali, il servizio di Manlio Viola. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. A dirlo è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che non ha fatto mancare il suo messaggio in occasione del 34esimo anniversario dell'autobomba che uccise Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. E questo è il mantra delle polemiche di quest'anno, la ricerca di una verità che in tanti hanno già individuato nella strategia eversiva. Ma oggi è il giorno della memoria, dice il segretario del PB, Anthony Barbagallo, arrivando in Via D'Amelio. Via D'Amelio non deve diventare teatro di scontro politico. Oggi siamo qua ed è soprattutto
un luogo di memoria, un luogo che va esaltato per ricordare a tutti che la priorità in Sicilia è la lotta alla mafia, la lotta per la legalità. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha definito su X la strage di Via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del paese. Il dovere della memoria si accompagna alla ricerca di una piena verità, dice il presidente della regione Renato Schifani, perché solo una verità completa rende davvero giustizia. Il modo più autentico per onorare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta è trasformare il loro esempio in responsabilità quotidiana. Gli fa eco dalla deposizione della corona di fiori alla caserma Lungaro il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. A Palermo anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Siamo rimasti tutti colpiti, sorpresi e scioccati al fatto che una commissione che ha avuto qualche anno per poter indagare e lavorare abbia preferito dar seguito ai suggerimenti del loro ideologo Mori, il prefetto Mori. Nel pomeriggio le manifestazioni volute dai gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia con un dibattito in un hotel dalla parte opposta della città, in serata la fiaccolata con l'adesione di 60 comuni e la presenza di Arianna Meloni. Adesso parliamo del caldo e degli incendi. La Sicilia brucia, nel Palermitano in fiamme il Monte Iato, minacciate le abitazioni e l'area archeologica nelle aree interne dell'isola, temperature che hanno superato i 45 gradi. Per domani caldo da bollino rosso anche a Catania. Il servizio di Tonino De Mano. È una Sicilia che brucia per l'eccezionale ondata di caldo e per l'emergenza incendi che sta attanagliando tutte le province dell'isola. La calura non concede tregua, stringe come una morsa da Trapani a Messina, da Catania ad Agrigento, per non parlare dell'entroterra rovente con temperature record a Casteltermini 48,4 e Borgo Pietrolupo, frazione di Mineo, dove il termometro ha superato i 46 gradi, precedendo di fatto numerose località del Nisseno e del Calatino. Per il troppo caldo e l'alto tasso di umidità a Mazzara del Vallo è saltata anche l'attesa esibizione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Faikal Karoi per il disappunto dei presenti. Per gli esperti saranno almeno altre 48 ore di fuoco prima che l'ondata di caldo possa finalmente attenuarsi e domani aumentano le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, tra queste Palermo, Catania e Messina. Il caldo record sta imponendo misure straordinarie. Il comune di Palermo ha disposto l'estensione del blocco totale della circolazione dei cavalli adibiti al traino delle carrozze, mentre si susseguono gli appelli alla popolazione affinché si eviti di uscire nelle ore centrali del giorno esponendosi ad inutili rischi. Il caldo estremo e il vento favoriscono la propagazione degli incendi. Nel Palermitano notte di fuoco sul Monte Iato con le fiamme che hanno lambito le abitazioni e l'area archeologica, ma l'emergenza sta riguardando tutta la Sicilia con criticità ad Enna, nel Nisseno, nel Siracusano e nel Ragusano. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale in stretto contatto con le prefetture e i vertici dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale. Ecco, in queste giornate di caldo c'è chi vuole cercare refrigerio al mare, ma si imbatte nell'ennesima domenica estiva di traffico al casello di San Gregorio a Catania. 5 chilometri di coda sin dalle prime ore della mattinata in direzione Messina. Questo mentre il costo del carburante vola oltre i 2 euro al litro. Il servizio di Orazio Longo. Alle 10 del mattino sono già quasi 5 chilometri di coda, le temperature hanno superato i 30 gradi, i decibel dei clacson si fanno sentire anche in lontananza. Qualcuno tenta qualche affare. Se ne vendono? Se ci commettere, è poi costato. E lei sta qua tutto il giorno? No, sto fino alla luna e poi me ne vado. La fotografia del casello di San Gregorio a Catania in entrata verso la A18 direzione Messina nell'ennesima domenica estiva è quella di sempre. Code, caldo e tanta pazienza. Attesa brutta. Sì. C'è troppo caldo. Com'è andata l'attesa? Sono uscito da qui, quindi scorciatoia. Dove va? A Roma. A ridosso della barriera, operatori del CAS cercano di veicolare al meglio il traffico, ma non sempre ci si riesce. Ho visto che si è sbracciato molto per farli... Sì, perché la maggior parte delle persone magari non sanno prendere il biglietto, non sanno come fare, scacciano il pulsante sbagliato, questo qua. E facciamo il massimo, ma la confusione c'è. Tutto questo mentre non si ferma l'inarrestabile corsa del caro carburanti, con diesel e verde in Sicilia stabili oltre i 2 euro al litro. Poi bisogna pagare il lettino, l'ombrellone, il traghetto se si va nelle isole in Calabria e poi forse resta qualcosa anche per un panino.
E per chi resta in città ci sono anche i rifugi anticaldo. Uno ad esempio è vicino alla cattedrale di Siracusa. È ancora attiva la postazione della Croce Rossa Italiana che dà aiuto a chi dovesse averne di bisogno. Il servizio di Francesco Aloi. È una cosa asfissiante, in effetti oggi per noi è la prima giornata che ci muoviamo sotto il sole. Però questo non ci ferma, ci fa andare avanti e guardare le bellezze delle risorse, le risorse di questa bellissima Siracusa. I medici lo ripetono sempre, evitare di uscire nelle ore più calde. Raccomandazione che però i turisti non seguono, perché ogni minuto della vacanza deve essere speso per scoprire qualcosa di nuovo. E così, nel centro storico di Siracusa c'è questo rifugio climatico con aria condizionata. Quelli che possono essere turisti, che magari hanno determinate patologie, richiedono al nostro personale sanitario quella che può essere la richiesta di una presa di pressione o ad esempio il controllo di quella che può essere la frequenza cardiaca. Questi sono gli interventi che in questo momento stiamo facendo. Con queste alte temperature quindi la Croce Rossa è qui, in piazza Minerva, vicino al Duomo. Una bottiglietta d'acqua a chi ne fa richiesta, un segno di presenza sul territorio. I volontari sono mossi e ringraziati da quello che può essere un sorriso da parte di tutti i turisti che capiscono ovviamente che questa divisa messa in questa posizione è soltanto di supporto e quindi mostra ancora una volta il grande senso civico dei volontari. Chi gira tra piazze e vicoli di Ortigia cerca di camminare all'ombra, anche se il caldo c'è sempre. L'unica alternativa può essere questa, il mare, che si trova proprio a qualche minuto dalla postazione della Croce Rossa. A Catania aggredisce i sanitari durante gli accertamenti e colpisce con calcio e pugni il poliziotto in servizio. La polizia ha arrestato uno straniero che si era sentito male in strada in via delle Finanze, probabilmente a causa dell'eccessiva assunzione di alcol, e poi è stato trasportato al pronto soccorso privo di sensi. Durante alcuni esami di routine il 25enne si è alzato, ha iniziato a inveire e poi si è scagliato contro il personale di vigilanza. Lì è scattato l'arresto. Sempre a Catania un fucile cartucce e 70 kg di formaggi prodotti nonostante il divieto dell'autorità sanitaria sono stati scoperti dai carabinieri in una masseria nel rione Montepo, appunto alla periferia della città. State vedendo le armi e il formaggio. Dal formaggio passiamo invece al gelato, quello buono, perché in Sicilia sono tutti pazzi per il gelato. Pensate, si spendono 157 milioni di euro l'anno e Palermo, Catania e Messina sono le città che registrano gli acquisti maggiori. Il servizio di Veronica Barbarino. Cioccolato, pistacchio, mandorla, ricotta e tantissimi altri gusti. In Sicilia tutti pazzi per il gelato. Ogni anno nell'isola si spendono 157 milioni di euro per concedersi coni, coppette e brioche ripiene. A fotografare il settore è l'Osservatorio Medie e Piccole Imprese di Confartigianato Sicilia. Il gelato con questo caldo ci vuole per forza. Sto prendendo la competta piccola, fragola e pistacchio. Quante volte mangi il gelato a settimana? Almeno 4 volte a settimana, anche se lo mangiai tutti i giorni. Palermo è la provincia dove si spende di più, seguono Catania e Messina. Ragusa è invece tra le province con maggiore vocazione artigiana ed Enna è il mercato più piccolo dell'isola. 563 i laboratori di gelateria artigianale in Sicilia, autentici templi del gusto. Nella nostra gelateria il gusto che rappresenta più la Sicilia, soprattutto il ragusano, è sicuramente la ricotta, fatto con ricotta fresca vaccina ragusana, mentre invece il gusto più venduto è nocciola. Come gusti più venduti abbiamo Dolceria, che è una base nocciola, noccioline caramellate e croccante al cioccolato, e poi invece Regina, che è una base vaniglia e frutti di bosco. Come gusto che rappresenta il nostro territorio abbiamo pistacchio. Nella nostra isola il gelato quindi non è solo un piacere, ma qualità e tradizione, da gustare un cucchiaio alla volta. Allora, buon gelato a tutti. Andiamo a Catania invece, la città si prepara a vivere il 21 e il 22 luglio un momento di devozione in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Domani, a partire dalle 14:40 su Telecolor in diretta dalla cattedrale, la conferenza di presentazione dei restauri del busto reliquiario e dei gioielli della Santa Patrona di Catania. Il servizio di Giusy Lazzaro.
A Catania la Basilica Cattedrale aprirà le sue porte per l'ostensione straordinaria e pubblica di Sant'Agata in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie. I devoti si preparano così a vivere un pellegrinaggio martedì 21 e mercoledì 22. Ecco cosa potranno incontrare e vedere durante 2 giorni di ostensione. Sarà possibile incontrare e venerare la reliquia del cranio di Sant'Agata. Si potrà vedere anche interamente restaurato il busto reliquiario insieme ai suoi gioielli. Sarà esposto un nuovo modello 3D in scala 1:1 del busto reliquiario realizzato per permettere alle persone non vedenti di poter toccare con mano le forme del simulacro della patrona. Ci sono anche delle regole da seguire. L'ingresso in cattedrale avverrà dai cancelli su via Vittorio Emanuele, il più vicino a Piazza Duomo, mentre l'uscita sarà l'altro cancello, sempre su via Vittorio Emanuele, più vicino all'Arcivescovado. Non sarà possibile fare né foto né video. Come anticipazione a queste giornate di fede, domani a partire dalle 19:40 in diretta su Telecolor dalla cattedrale la conferenza di presentazione dei restauri del busto reliquiario e dei suoi gioielli, curati dalle maestranze dei musei vaticani. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di musica, il concerto di Tommaso Paradiso a Catania, alla Villa Bellini, inserito nel cartellone del Catania Summer Festival 2026, scusate, in scaletta tutti i successi dell'ex leader del gruppo dei giornalisti, il servizio. Anche il nuovo singolo Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso fa il pienone a Catania alla Villa Bellini, ospite della rassegna Sotto il Vulcano Fest, di punto e a capo nel cartellone del Catania Summer Fest 2026. Dopo il successo dei Romantici disco d'oro, Tommaso Paradiso è tornato dal vivo con una serie di appuntamenti estivi con le canzoni del nuovo album Casa Paradiso e i pezzi più iconici del suo repertorio. Racconto di un amore estivo imprevedibile, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono, frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare in un pop destinato ad accompagnare l'estate 2026. Questa sera, per gli appassionati di calcio e non solo, è un giorno importante perché è il giorno della finalissima tra Spagna e Argentina. Chi vincerà lo scontro del campionato mondiale di calcio, l'ultima partita? Tonino De Mana l'ho chiesto ai tanti turisti che stanno affollando Catania. Il servizio. Messi contro Lamine Yamal, passione contro modernità. Da un lato l'Argentina, campione uscente in carica, dall'altro la Spagna, simbolo del nuovo dominio europeo. Il mondo trattiene il fiato per una finale destinata ad entrare nella storia. A New York si incrociano campioni senza tempo per un'entusiasmante sfida generazionale. Ma chi alzerà l'ambito e ricco trofeo? Mattinata cocente a Catania, chi scappa in cerca di refrigerio e chi si sottopone al nostro quesito. Io sono dalla Moldavia, però vivo in Italia, in provincia di Frosinone. Vince la Spagna o l'Argentina? Vince la Spagna. Chi vince? Argentina. Spagna. Chi vince il mondiale, Spagna o Argentina? Spagna. Spagna o Argentina? Secondo me la Spagna anche, sì, è vero. Sangria o mate? Sangria. Paellas o empanadas? Empanadas. In piazza Università scorgiamo una maglia rossa, ma è dello United, ed una folta chioma. Per un attimo ci chiediamo, ma è lo spagnolo Cucurella? Risponde direttamente il protagonista. Cucaracha? Cucuracha o Cucurella? Cucurea? Altro giro, altre interviste. Australia. Chi vince il mondiale, la Spagna o l'Argentina? Spagna. Di dove sei? De Bolivia. Chi vince il mondiale secondo te, la Spagna o l'Argentina? Argentina. Perché? Porque es latinoamericana
Sta Lionel Messi. Il nostro sondaggio multinazionale tra campo, sangria, mate, tortillas ed empanada è più o meno in equilibrio. Si sbilancia invece Mo Deng, questo ippopotamo pigmeo di uno zoo thailandese non ha dubbi. Eccolo, a dentare un'anguria bianca e azzurra. Per lui vince l'Argentina. Dalle parti di Madrid o Barcellona fanno già gli scongiuri. Adesso ci fermiamo un attimo e poi parleremo di calcio, quello vero, quello giocato con il Palermo e il Catania. Entriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, amichevole amara per il Palermo in ritiro, sconfitto per 1-0 dai tedeschi dell'Ingolstadt, rosanero meglio nel primo tempo, opachi invece nella ripresa. Il servizio di Marco Ulla. Seconda amichevole, primo KO nel ritiro in Val Gardena per il Palermo. Dopo il successo nella prima uscita contro i padroni di casa della Gardena, i rosanero cedono 1-0 ai tedeschi dell'Ingolstadt, formazione già più avanti nella preparazione. A decidere la sfida è il gol di Drakulic nella ripresa. Le indicazioni migliori per la squadra di Filippo Inzaghi arrivano dal primo tempo, quando i rosanero hanno costruito diverse occasioni, spingendo con continuità alla ricerca del vantaggio. Nella ripresa invece il ritmo è calato sensibilmente e i numerosi cambi non hanno prodotto gli effetti sperati, con la formazione tedesca che ha trovato il vantaggio e poi sfiorato anche il raddoppio. Nel finale i rosanero vanno vicini alla rete del pareggio con un pericoloso colpo di testa di Peda, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-1 fino alla fine del match. Vabbè, la partita vale poco per quanto riguarda ovviamente il risultato, perché è la prima vera amichevole che facciamo. Vale perché è un test, è sempre importante mettere minuti nelle gambe in questo momento, sappiamo che stiamo lavorando tanto, quindi le gambe fanno un po' fatica a girare, anche per quello magari siamo tutti un po' meno brillanti ed è un po' più difficile creare occasioni da gol contro una squadra che è più avanti di noi in preparazione, e sapevamo questo, sapevamo che dovevamo stare sul pezzo, era già una partita per vedere un po' di carattere di questa squadra che secondo me, come ha dimostrato l'anno scorso, sta mantenendo quest'anno. È ufficiale intanto l'approdo di Mattia Fortin, ex Padova e Lens, che arriva in rosanero per ricoprire il ruolo di vice Joronen. Il classe 2003 si trasferisce al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Lens. De Planche invece va in prestito al Frosinone. Adesso parliamo del Catania. Rossazzurri a un passo dall'acquisto del terzino Pagliai, trattative in corso con Gomez del Crotone e della morte del Vicenza. Domenica di riposo invece al Massimino. Il servizio di Sergio Colosi. Gabriele Pagliai, 24 anni, sarà il prossimo acquisto del Catania. Il terzino sinistro arriverà dall'Ascoli con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Pagliai, già con Longo a Picerno, ha contribuito alla promozione in B dei marchigiani con 25 presenze e un gol a Perugia. 3 stagioni a Picerno e prima ancora 2 campionati in Serie D con Novara e Casarano. Complessivamente in 6 anni 166 partite e 4 reti. Nell'agenda di Varrà ci sono nomi importanti per un salto di qualità, tra questi l'attaccante Gomez del Crotone e l'esterno di centrocampo della morte del Vicenza. Il 32enne Gomez, che piace a mezza Serie C, Bari in testa, ha realizzato in carriera oltre 130 gol, 57 dal 2022 con il Crotone, il cui contratto scadrà la prossima stagione. Anche su di lui c'è il marchio di Longo, come per l'esterno 26enne Matteo della Morte, 29 gare e una rete nella promozione in B del Benevento, ma di proprietà del Vicenza, dove ha disputato 3 campionati dopo tanti anni nella Pro Vercelli. Dall'Ascoli sono in uscita Enrico Ovijac e Ferdinando Di Sole, seguiti dal Catania. Gol di Gimenez, Bruzzaniti e Corbari nella partitella che ha concluso la prima settimana di lavoro. Domenica di riposo al Massimino nella sfida in famiglia, 50 minuti di gioco suddivisi in 4 tempi. Il Catania torna ad allenarsi lunedì con una doppia seduta. Con questa notizia si chiude questa edizione di TG Sicilia. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.